Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Una giornata storica per l'autonomia differenziata dopo 2432 giorni, come potete vedere nel counter. L'autonomia differenziata è diventata legge dopo una lunga maratona notturna. Andiamo in diretta per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, iniziata già mezz'ora fa. Ah sì. Allora, premesso che io sono convinto che solo i pessimisti non fanno fortuna, perché se pensiamo sempre al futuro e dopo la pioggia arriva sempre sereno. Noi intanto, vi dico una roba simpatica, io vedo tutti gli anni le previsioni sul PIL e tutti gli anni cannate, cioè vedo grandi esperti che ci sbagliano. Io dico, guarda, io guardo l'A4, la Venezia-Milano. Quando abbiamo avuto la crisi del 2011-2009 era vuota, adesso ci vorrebbe un'altra corsia. E guarda caso a fine anno, con questa strada intasata, sarà empirico il metodo, ma è sempre il PIL che cresce. Dopodiché il mercato regola il mercato, noi dobbiamo stare sul mercato, non è che possiamo pensare di avere mercati protetti, cioè i mercati devono essere liberi. E penso che la vera sfida di chi oggi c'è al mercato è quella di mantenere il mercato. Dopodiché la congiuntura, noi non abbiamo avuto un modello di sviluppo fordista in Veneto, quindi non abbiamo il grande bussolotto dove entra la verga di ferro e esce l'automobile. Da noi c'è il distretto industriale diffuso, l'80% delle imprese sono circa 500.000 imprese, hanno meno di 15 dipendenti, quindi è tutto un alveare, no? Un formicaio, tanto è vero che i nostri magazzini sono in strada, nei Ducato, nei furgoncini, eccetera. E abbiamo molte leadership, pensate, l'80% dei scarponi da sci del mondo si fanno a Montebelluna, piuttosto che lo sport system in generale, l'high tech e via. Però ecco, cosa dico? Dico che da noi pesa molto il tema della congiuntura internazionale, cioè il tema dell'Ucraina, che è a 2000 km da casa nostra, non è un tema irrilevante, non è un tema irrilevante neanche, diciamo, dell'incertezza e instabilità medio orientale, perché comunque, io parlo del Veneto, il Veneto ha un mercato molto internazionale, più che domestico, le imprese hanno molto internazionalizzato, quindi io penso che 60 focolai di guerra nel mondo debbano essere, diciamo, oggetto di una grande azione diplomatica. Non possiamo pensare di tenerli vivi ancora per tanto, parlo dei focolai di guerra, cioè, il nostro obiettivo deve essere quello che scenda in campo la diplomazia e si risolvano questi problemi, prima di tutto per la perdita di vite umane e poi per le ricadute che abbiamo sulla nostra economia. Altro? Prego. Presidente, lei ha detto che sono 14 materie che devono essere realizzate. Sì. Ecco, i tempi per la definizione di LEP quali potrebbero essere secondo lei? E nel frattempo voi chiederete inserire la trattativa per il resto delle materie e per quale? Allora, partiamo dal presupposto che la preintesa nasce dalla mia idea, stiamo parlando del 2018, 25 febbraio 2018. E la firma l'allora sottosegretario Bressa, non la firma Gentiloni, che era Presidente del Consiglio, sono 5 materie se non ricordo male, ed è la prova provata che io non sono andato lì a chiedere nel 23, ho sempre pensato che la gradualità, ma anche per noi scusate, cioè 23 materie sul tavolo domani mattina vuol dire una mole di lavoro da paura, cioè dopodiché noi siamo una regione a statuto ordinario che sperimenterà, io spero assieme a tutte le regioni italiane, se io fossi governatore del Sud chiederei l'autonomia, ma del resto i miei colleghi, io li ho visti durante il Covid, li vedevo quasi tutti i giorni, chiedevano ad ogni riunione di avere competenze, di poter decidere, penso che sia nelle corde dell'umanità quello di poter essere autonomi, no? di poter fare direttamente. E quindi la gradualità io la condivido, l'ho condivisa già nel firmare la preintesa. Ragioneremo sulle prime 9 che non sono lepizzabili e quindi anche lì con una gradualità. Dopodiché il LEP, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, è stabilito per legge, voi sapete è stata la commissione del CLEP con il presidente Cassese eccetera, i LEP dovranno essere definiti entro 24 mesi, in legge c'è scritto quello, no? Nella legge originaria, per cui penso che la vera rivoluzione, oltre a quella dell'autonomia, è quella dei LEP, guardate che è quella dei LEP. Cioè io mi sono sentito dire per 10 anni che non si poteva fare l'autonomia perché non c'erano i LEP, e quindi vuol dire che i LEP sono importanti, no? Per la proprietà transitiva deduco che i LEP siano importantissimi e lo sono. Altro? Presidente Benedetto Lampanzi, Asca News. Buongiorno. Buongiorno, volevo sapere se era preoccupato dalla procedura per deficit eccessivo contro l'Italia aperta dalla Commissione europea.
Guarda, non conosco la procedura, dopodiché io penso che questo Paese ha delle potenzialità che sono uniche. Non parlo solo della mia, pensate, la mia regione come prima industria, non si dice mai il turismo, facciamo 18 miliardi di fatturato, la prima roba che voi pensate, avete pensato a Venezia, immagino in questo istante, ma non è così, cioè Venezia fa 14 milioni dei 73 milioni di turisti che noi abbiamo, quindi un'offerta diffusa tutto il Paese la riesce a raggiungere. Ad esempio ho visto un dato che inquieta, che fatto 100, adesso ve lo dico spanometricamente ma sbaglio di poco, fatto 100 l'offerta turistica nazionale, cioè la mole di presenze turistiche che abbiamo, guardate che è una grande industria del turismo, solo il 20% è rappresentato dal sud. E questo cosa vuol dire? Io che la vedo con una visione imprenditoriale, vuol dire che c'è un margine di crescita che è pauroso, non vuol dire che il sud ha perso la partita. Allora dobbiamo cambiare il paradigma, no? Cioè cambiare il punto di osservazione. Se il 20% non dobbiamo stare qui a dire è una partita persa, ma abbiamo un margine di crescita che io in Veneto non ho più, perché io me la gioco con 500.000, 600.000, 1 milione magari di turisti in più, ma uno che rappresenta solo il 20% del totale nazionale può solo che crescere. E quindi penso che questo Paese ha delle potenzialità uniche. Noi dobbiamo investire e dobbiamo essere meno, piangerci meno addosso, cioè dico, abbiamo sempre la tendenza di dire che gli altri sono più bravi di noi. Vi dico un fatto, dopo potete mandarmi a quel paese. Quando è scoppiato il Covid, io mi sono sentito dire per settimane che sembrava che in Germania il Covid non esistesse, che eravamo solo noi italiani disorganizzati e quindi ci eravamo infettati perché la disorganizzazione nazionale era talmente tale della sanità che ci eravamo infettati. Se andate a controllare la stampa, tutti lo scrivevano. Poi la Germania ha fatto più lockdown di noi. Addirittura la Merkel ha dovuto fare il discorso ai tedeschi perché non ne venivano più fuori. Quindi un po' di orgoglio anche, non un po' di pride, no? Cioè un po' di orgoglio rispetto a dinamiche e potenzialità di questo Paese che sono uniche. Cioè non è che il Paese funziona solo perché sono 3 regioni che hanno un PIL alto, il Paese funziona perché è un unicum. Se posso. Prego. Lilla tra il 24 lo sa. Questa è l'autonomia, che è una vittoria della Lega, della lunga storia della Lega, siamo arrivati oggi a questo punto. Poche settimane fa ci sono state le elezioni e siete stati comunque un po' avvantaggiati dall'intuizione di portare il generale Vannacci, che ha preso tantissime preferenze. Come l'ha fatta sentire un po' la dichiarazione di Bossi, che ha detto non voto Lega, voterò Forza Italia? Ma sai, premesso che c'entra poco con l'autonomia, però ti rispondo volentieri. E ancora tutt'oggi nessuno mi ha confermato che ci sia stata dichiarazione dei Bossi, io ho letto dichiarazioni di altri in agenzia, quindi dovreste chiedere a Bossi, a me non risulta che l'abbia dichiarata sta roba. Neanche smentita. Esatto, quindi dovreste chiederglielo. Però lui ci ha insegnato la coerenza, quindi la coerenza è votare Lega. Giusto? Facciamo le domande. Prego. Volevo rimanere, Presidente. Chi sei, scusami? Scusa, Luigi Luciani, notizie.com. Volevo rimanere un po' sul dato politico, se fosse possibile. Prego. Lei, aprendo questa conferenza stampa, diceva che l'autonomia non è l'anticamera della secessione, così come molti l'hanno disegnata dall'altra parte. E è pur vero che però ieri in piazza c'è stato un effetto contro l'autonomia differenziata e contro anche il premierato, per carità, insomma, i complici anche i risultati delle europee. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la QS si sono ritrovati ieri insieme, insomma, anche a più Europa, ed evidentemente c'è una parte del Paese che non giudica costituzionale dal punto di vista politico questa autonomia differenziata, quindi questa cosa esiste, no? Quindi non è soltanto una vox populi o... Allora, io dico una cosa, intanto che il garante della Costituzione si chiama Sergio Mattarella e non mi risulta che abbia detto che il progetto sia incostituzionale. I padri costituenti, se si vanno a leggere i lavori, diciamo, della Costituente, avevano le idee chiare. Pensate, c'è un siciliano, Don Sturzo, che nel 49 diceva sono unitario ma federalista impenitente. Perché ve lo cito? Perché in quel momento, 48-49, la Sicilia ha uno statuto precostituzionale del 46, quindi ha avuto il suo statuto, diciamo, prima della Costituzione repubblicana. In quel momento quello era il dibattito. Dopodiché io penso che proprio grazie a questa Costituzione che prevede l'autonomia,
prevede anche il sale della democrazia, che è il dibattito, che è giusto che chi è contrario vada in piazza, che è giusto che ognuno possa esporre, che questa è la democrazia, il bello della democrazia, le proprie tesi, ma la democrazia dice anche che comunque poi, come diceva Rousseau nel contratto sociale, il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non rappresenti più ti toglie la delega. C'è una parte di cittadini che ha scelto in maniera inequivocabile questo governo porta avanti un progetto che non è una sorpresa, era nei programmi elettorali, nei programmi di governo, cioè il premierato piuttosto che l'autonomia, non sono delle sorprese, non è che la banda Bassotti arriva adesso e dice adesso facciamo la sorpresa agli italiani, è un dibattito che va avanti da anni e noi ci siamo presentati per questo. Dopodiché alla Lega deve essere riconosciuto assolutamente questo, ma ve lo dico, sapete perché? Perché io milito dai primi anni 90 in Lega e mi ricordo che quando parlavamo di federalismo, anche qui spieghiamolo ai cittadini che federalismo e autonomia sono la stessa cosa, cioè nel senso che nello slang si possono tranquillamente associare i due concetti. Parlavamo di federalismo, ci dicevano che eravamo razzisti, poi sono diventati tutti federalisti perché non c'è più un partito che parli male del federalismo, però la declinazione dell'autonomia non va bene. Allora dico, guardate, il PD che ci ha impugnato la legge costituzionale, ricordo, nel 2014, il governo Berlusconi è caduto il 12 novembre del 2011. Bene, Giorgia Meloni è stata eletta a questo governo nel 22, a settembre del 2022, quindi sono passati 11 anni. Ho fatto i conti giusti, sì. Crozza poi mi fa la revisione dei conti. E quindi di questi 11 anni di governi, uno è quello giallo-verde, 10 sono col PD sempre dentro al governo. Cioè, se volevano fare l'autonomia lo potevano fare. Hanno fatto loro la modifica del titolo quinto nel 2001. Cioè, quindi hanno avuto spazio e tempo per fare quello che volevano. Punto. Allora, questa è la conferenza stampa in diretta a Roma del presidente Luca Zaia dopo il voto nella Camera dei Deputati che ha trasformato in legge il DDL Calderoli. È successo questa mattina all'alba dopo una maratona notturna dove sono andati avanti proprio come un treno con Alberto Stefani e gli altri esponenti della maggioranza, e alla fine ha vinto l'autonomia con 179 sì. Adesso andiamo in diretta a Padova con il costituzionalista che più di chiunque altro ha lavorato perché l'autonomia diventasse legge, il professor Mario Bertolissi, che fa parte della delegazione trattante ed è membro della commissione di Sabino Cassese per la definizione dei LEP. Con lui c'è Chiara Gaiani. A te Chiara. Spettatori, ne parlavamo proprio poco fa con il professor Bertolissi, che ringraziamo per dedicarci questo tempo, e i lavori della commissione Cassese, dicevamo proprio poco fa, sono stati determinanti per arrivare alla giornata di oggi, al sì del Senato prima, al sì della Camera oggi. Io ne sono perfettamente convinto per due ordini di ragioni. Primo, perché era stato chiesto di elaborare, di studiare il problema dei livelli essenziali delle prestazioni, che di per sé non c'entrano assolutamente nulla con l'autonomia differenziata, ma visto che questa era stata la scelta ci si è occupati. Secondo ordine di considerazioni, perché la Commissione Cassese ha concluso i suoi lavori e ha avuto del miracoloso entro il termine del 31 ottobre 2023, che era il termine fissato dalla legge finanziaria per il 2023. Ora, questa attività ha portato un sacco di chiarimenti in ordine al modo di procedere, individuando le materie che debbono essere, come si dice con brutta parola, ma in fondo è così, le pizzate, da quelle in sostanza che non ha bisogno di LEP. Poiché è stata posta la condizione è stata rimossa e adesso ci sarà il problema eventualmente di precisare quali sono le risorse da mettere a disposizione dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma aggiungo anche
A questo proposito, fin d'ora, per sgombrare il campo di equivoci, quando qualcuno parla di 100 miliardi, come la Svimez, fa riferimento a situazioni ideali. È evidente che le risorse da destinare sono quelle che sono compatibili con la situazione economico-finanziaria del Paese. Se stiamo parlando di livelli essenziali, ciascuno potrebbe anche ritagliarli per sé. Allora è chiaro che, facendo applicazione delle regole dell'economia domestica, il livello di tutela o il massimo che può assicurarsi di livello essenziale è ciò che è compatibile con i soldi che ha in tasca e non naturalmente con quelli che non ha. Anche da questo punto di vista, quindi, è meglio lasciar perdere certe levate di genio e tenere i piedi per terra. Quindi quello è stata espressione di piedi per terra. Oggi c'è un risultato che è stato conseguito, piaccia o non piaccia. Non esiste soluzione, decisione, legge che non sia criticabile. E oltretutto, se posso aggiungere, è una legge quadro e naturalmente, se è un quadro, non si può pretendere che, occupandoci della cornice, ci sia per ora anche il dipinto. Ecco, so che il direttore ha già una domanda per il professor Bertolissi. Direttore, prego. Tanto i complimenti al professor Bertolissi per il grande lavoro che ha svolto con determinazione e con le capacità che tutti gli riconoscono. Volevo sentire la sua opinione sulla, quanto sta dicendo e ribadendo l'opposizione, secondo cui l'autonomia differenziata spacca in due l'Italia, penalizza le regioni meno forti, sottrae risorse a queste regioni. Ecco, una sua opinione su questo. Ecco, ci chiede il direttore una sua opinione su quanto, soprattutto l'opposizione dice che l'autonomia spacca in due l'Italia e che toglie risorse alle regioni meno forti. Ne parlavamo prima di iniziare la diretta, è stata sventolata la Costituzione oggi dai banchi dell'opposizione, professor Bertolissi. Tra l'altro, aggiungo, ovviamente il direttore Baciali le fa anche i complimenti per il risultato raggiunto oggi, per il grande lavoro fatto in questi anni. Sono preoccupazioni che non hanno nessuna base, per una ragione molto semplice, che il decisore finale sarà sempre lo Stato, quindi nessuno scippa niente. Secondo ordine di considerazioni, è previsto che se si attribuiscono ulteriori funzioni nell'ambito delle varie materie, le risorse che vengono date alle regioni che lo chiedono, che le chiedono le maggiori competenze e funzioni, siano le risorse che lo Stato spende attualmente. Nel testo della legge quadro è anche previsto, e comunque è inutilmente, se vuole, previsto, perché sta nelle cose, che nessuna regione venga pregiudicata nelle disponibilità che attualmente si vede assegnate. La fiscalità poi in modo particolare, visto che si è persino detto che si sarebbe dovuto prima attuazione all'articolo 119 della Costituzione, e così mi riallaccio al discorso anche delle differenze che esistono nell'ambito del sistema paese, è una disposizione che è in vigore dal 1 gennaio 1948, sicuramente destinata ad essere applicata in concreto da quando sono state attuate le regioni ordinarie, cioè dal 1970. Da allora lo Stato ha deciso il da farsi e la Corte Costituzionale ha detto che lo Stato può fare quello che vuole. Allora, chi oggi si preoccupa delle maggiori diseguaglianze dovrebbe prima di tutto farsi questa domanda: per quale ragione abbiamo accumulato discriminazioni, diseguaglianze gigantesche in oltre 75 anni di vigenza della Costituzione e ad esse non abbiamo posto rimedio? Non è che per caso noi abbiamo qualche responsabilità per questo perdurare delle diseguaglianze? Perché preoccuparci di quelle future, che è tutto da vedere se ci saranno, se noi siamo artefici, causa sicuramente delle enormità di fronte alle quali ci troviamo, ad esempio
alla sanità della Lombardia, del Piemonte, della Emilia-Romagna e del Veneto e alla sanità della Calabria? Per quale ragione non si è rimediato? Allora lei capisce che, direi, basta essere banalmente ragionevoli, o meglio raziocinanti, per rendersi conto che si sta parlando di cose eventuali per allontanare l'attenzione dalle situazioni disgraziate che esistono. Chiaro, no? E se volete, cito, perché me lo ricordo a memoria, un inciso dell'attuale direttore del Corriere della Sera, Fontana, il quale nella rubrica delle risposte del direttore ai lettori diceva così: purtroppo non sarà l'autonomia differenziata a creare le diseguaglianze, perché ci sono già e durano da tempo immemorabile. Ecco, io direi respingo al mittente semplicemente per la banalità del radice di queste affermazioni. Direttore, se mi permetti, vorrei chiedere al professor Bertolissi: è stato fatto un passo per l'Italia verso la modernità, si può dire questo? Allora, io so benissimo che oggi è di moda la globalizzazione, è di moda l'universo, tutto deve essere gigantesco. Allora, nel gigantesco ci si disperde, ci si perde come nel deserto, tant'è vero che non capiamo più niente. Per capirsi c'è bisogno di una introspezione e anche di un habitat e di un territorio limitato, perché bisogna conoscersi e conoscere. Allora, siamo fuori tempo in questo momento, utilizziamo un modello che è in realtà non in linea con la modernità? Io penso proprio che sia vero l'esatto contrario. Noi dobbiamo cercare di rientrare in quello che un indimenticabile direttore del Gazzettino, Giorgio Lago, definiva il glocale, e quindi saper coordinare la prospettiva planetaria. Marco Polo che parte da Venezia, non cito a caso Venezia, è Marco Polo, e va dove va, però dopo torna. Perché hai bisogno di ritornare, come nel deserto hai bisogno poi dell'oasi, cioè hai bisogno di un luogo per pensare, hai bisogno quindi della dimensione del silenzio e del piccolo. La modernità è questa, non la cialtroneria di chi toglie di mezzo i perimetri, gli ostacoli e pensa che ciò che è sconfinato sia in linea con le esigenze della persona. La persona ha bisogno di riconoscersi e di controllare. Lo fa un animale qualunque, e sapendo anche, spargendo qualche cosa, un territorio. Impariamo dagli animali, che probabilmente andiamo meglio che seguire certi uomini. Davvero, direttore, ringrazio il professor Mario Bertolissi, ringrazio il collega Cristian Roccaiende per la collaborazione tecnica da Padova, linea allo studio. Grazie molte, grazie ancora professor Bertolissi. Vediamo il titolo del Gazzettino con Italo Morao. C'è anche, chi c'è con te, Italo? C'è Francesco Ceron. L'autonomia è legge, maratona notturna in Parlamento, passa con 172 voti favorevoli, 99 contrari, premierato, il primo sì al Senato. Le opposizioni ieri si sono concentrate a Piazza Sant'Apostoli, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi-Sinistra. Sentiamo alcune delle dichiarazioni. Questa piazza è la migliore risposta all'arroganza, alla prepotenza e alla violenza. Noi siamo la risposta, noi qui presenti. La settimana scorsa si è consumato uno spettacolo indegno di una democrazia. Nell'aula di Montecitorio, con le telecamere, quella non è una rissa, quello è stato un pestaggio ad opera di parlamentari di maggioranza contro il nostro parlamentare Leonardo Donno. Questi patrioti stanno smembrando l'unità d'Italia. Abbiamo interrotto i lavori alla Camera dei Deputati. Stiamo discutendo
e approvando a colpi di maggioranza un disegno scellerato sull'autonomia differenziata. L'abbiamo detto più volte, io lo dissi dall'inizio, questo è frutto di un patto scellerato, un pactum sceleris tra le forze di maggioranza. Fratelli d'Italia paga questo prezzo politico e svende l'unità d'Italia per continuare la permanenza al governo, procacciandosi i voti, l'appoggio per il premierato. Siamo qui insieme perché lo diciamo con forza, non permetteremo a questa destra di stravolgere la Costituzione e cambiare la forma di governo a colpi di maggioranza, boicottando la Repubblica parlamentare. È irresponsabile. Siamo qui insieme perché insieme contrastiamo lo spacca Italia. Non si è mai vista una sedicente patriota che spacca in due il paese per un gioco di potere. L'autonomia differenziata che vuole aumentare le diseguaglianze che il Sud e le aree interne di questo Paese hanno già pagato troppo. Non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto del Sud. Un'autonomia fatta senza mettere un euro, senza fissare i LEP. Non hanno neanche provato a nascondere che si tratta ancora dell'antico disegno secessionista della Lega. Allora vediamo anche un altro titolo da Repubblica sull'autonomia differenziata. Elegge, la Lega gode, rabbia delle opposizioni, pronti a raccogliere firme per il referendum abrogativo e l'Ishline Brandelli d'Italia, quindi uno scontro muro contro muro, ma siamo andati a sentire i cittadini, abbiamo sentito i bassanesi. Sentiamo. Esatto. Finalmente. Era ora, insomma, dai. Io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando, dicevo, qua ormai non ci siamo. Finalmente il governo è riuscito, sono felice, sta bene. E va bene che gli altri, è inutile che dicano, impareranno eventualmente a risparmiare, chi spende troppo e via così, dai, ci fermiamo qua. Potrebbe quindi nettamente migliorare la situazione in Italia con l'autonomia, secondo lei? Per me sì, perché lo so, la regione che è virtuosa come sappiamo, poi ne guadagnerà. Quella che è meno virtuosa imparerà a diventarlo, cioè non voglio criticare per carità, ma dai, è un bene per conto mio. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Se fatta bene sì. Penso, mi auguro che venga approvata. Su quale tematiche secondo lei è importante l'autonomia delle regioni? Diciamo che sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro, però penso che i centri di eccellenza ci saranno sempre in varie regioni, non è che un centro sia possibile in ogni regione. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe, può avere un senso se poi questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome, anche se ce ne sono già 5, ma non lo so. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto basta guardare il Trentino e noi della differenza, è tutto meglio. Sia l'autonomia quindi? Per me sì. Io sono d'accordissimo, da buona veneta sono d'accordo. Per me che ogni regione sia autosufficiente e si regoli come vuole è la cosa più giusta da fare. Non è possibile fare una cosa del genere in Italia, sono divisive queste cose, non ne abbiamo bisogno assolutamente. Peggiorerà la situazione in Italia? Penso di sì. Sicuramente. Sicuramente. Non si può dividere l'Italia in due, l'Italia è una. Sì. Anche queste cose che fanno, non le Fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Non saranno in grado di farlo. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull'autonomia differenziata delle regioni.
Se usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta, perché siamo in politica e la cosa non è così scontata, no? Ma comunque potrebbe essere... Nasconde qualche rischio quindi secondo lei l'autonomia? Sì, perché i politici, non voglio parlare male, no? ma lo sanno tutti che fanno quello che pare, allora è complicato. Interviste a Bassano del Grappa di Monica Smidel. Adesso andiamo a Mestre perché il TAR ha bocciato la moschea che la comunità del Bangladesh avrebbe voluto inserire dove c'era un centro commerciale, un ex mercato. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui in via Piave a Mestre, alle mie spalle c'è quella che veniva utilizzato come luogo di attività di culto all'interno di un locale che però è a destinazione uso commerciale, un ex supermercato per capirci. Bene, il Comune di Venezia aveva negato la possibilità di svolgere attività di culto all'interno di questo edificio, dopodiché la comunità, parte della comunità, un'associazione per la precisione bengalese, l'associazione di promozione culturale ITIAD, aveva presentato ricorso e il ricorso è stato bocciato appunto dal TAR, che a questo punto ha dato ragione al Comune di Venezia. Tutto era partito in realtà la scorsa primavera, lo scorso maggio 2023, quando i condomini dei piani superiori avevano visto un continuo via vai, avevano capito che all'interno di questa struttura si effettuava un'attività di culto, tra l'altro conosciuta insomma anche poi dal Comune, che aveva vietato l'utilizzo. Tra l'altro all'interno ancora ci sono delle persone che stanno effettuando attività di culto e quindi questi condomini avevano segnalato la questione e da lì poi si è aperto tutto il procedimento. Dal canto loro, attraverso la voce del portavoce della comunità bengalese Prince Aulader, loro dicono la comunità a Mestre e dintorni è molto numerosa, questo lo sappiamo perché ne parliamo continuamente, e quindi abbiamo necessità di avere dei luoghi di culto e comunque dove poter svolgere attività culturali, perché sappiamo esserci una differenza netta proprio per poterci recare e non creare alcun danno, insomma alcun fastidio più che altro, ma poterci riunire. E quindi c'è questa necessità da parte della comunità bengalese, che appunto lancia un appello e che nei prossimi giorni si ritroverà proprio con il Comune per poter discutere della questione. Quindi sentiamo proprio l'intervista realizzata poco fa con il portavoce della comunità bengalese Prince Aulader. Io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Il TAR ha dato ragione al Comune di Venezia, che aveva ordinato la cessazione delle attività di culto all'interno di un locale con destinazione a uso commerciale. La comunità bengalese non l'ha presa bene. Assolutamente è così, però purtroppo noi per quello che si può cerchiamo di organizzarci, però allo stesso momento cerchiamo di rispettare le regole e quello che viene detto dal Tribunale. In questo caso il TAR, Tribunale Amministrativo, ha deciso di respingere il ricorso che abbiamo fatto, quindi ha dato ragione al Comune. Quindi in questo caso qual è la soluzione? Cercheremo di incontrarci con il Comune e di spiegare la nostra difficoltà che esiste da tanto tempo, cioè quello di un luogo di culto a norma, perché quelli che ci sono in giro per la città purtroppo sono fatti nei posti, nei magazzini, nei posti non idonei, no? E quindi il Comune ha dimostrato comunque una collaborazione. Io ho provato un po' di volte a comunicare, a cercare di avere un rapporto comunque e se devo essere sincero ho trovato comunque le porte aperte, quindi proverò a capire come si può trovare una soluzione a questa cosa. Sinda, al momento la comunità bengalese ha un luogo di culto a norma come dovrebbe essere, dove poter pregare, dove potersi ritrovare qui a Mestre? Allora, se parliamo di luogo di culto, no, la comunità bengalese non ha un posto
che un luogo di culto, però se parliamo di associazioni culturali islamici oppure moschee, diciamo, come associazione esistono, però attualmente non ci sono luoghi di culto a norma come prevedrebbe dalla normativa urbanistica, cioè nella zona F, fuori dalla zona abitazione. Anche perché ricordiamo che la comunità bengalese è molto numerosa a Mestre dintorni, quindi voi lo chiedete da tempo un luogo di culto. Si parlava anche di una possibile realizzazione di una moschea anche nella zona di Via Giustizia. Sì, la comunità bengalese è una delle comunità più importanti qua a Mestre e principalmente è formata dai lavoratori che lavorano alla Fincantiera e nel settore di ristorazione, e quindi sì, c'è necessità di un luogo di culto, però qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di comunque di riprendere alcune zone che sono degradate, che sono abbandonate da 20, 30, 40 anni e di riqualificare quelle zone facendo un posto, diciamo, dignitoso che vada bene sia per la comunità italiana che sia per la comunità bengalese. Il servizio grazie ad Ilaria Marchiori e all'operatore Simone Merlo. Adesso andiamo in diretta a Breda di Piave da Christian Arboi, perché un uomo ha salvato una famiglia in panne sulla 27, è stato travolto e ha perso la vita, un gesto eroico. A te la linea, Christian. Esatto, direttore, un gesto eroico, una tragedia inenarrabile, quella che si è registrata ieri nel tardo pomeriggio sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Qui si è fermata l'auto di una famiglia bellunese praticamente in panne. In quel momento stava sopraggiungendo il mezzo condotto da Josif Vasile, questo 41enne padre di famiglia che si stava recando sul posto di lavoro di lì poco distante. Avrebbe preso servizio in un cantiere della ditta De Zottis. Cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo, vedendo la famiglia bellunese in difficoltà, si è fermato per prestare soccorso. È sceso dal mezzo e ha cominciato a deviare in qualche modo il traffico, a segnalare che c'era quest'auto in difficoltà, tra l'altro in una brutta posizione, ma il tutto sulla corsia d'emergenza, quindi un atto di estrema generosità. Probabilmente lui, abituato a lavorare nei cantieri autostradali, non si è fatto scrupoli, non si è fatto remore, però è successo quello che è successo. Un mezzo pesante lo ha travolto. Questo conducente di 55 anni di origini straniere, residente nella provincia di Pesaro Urbino, non lo ha visto e lo ha trascinato per centinaia di metri. L'uomo, questo 41enne, è morto nel più terribile dei modi. Ci sono delle inchieste ovviamente in corso, parliamo di omicidio stradale, ma si devono verificare anche le normative di sicurezza sul luogo di lavoro, perché come sappiamo bene, quando succede un incidente grave nel tragitto verso il lavoro si parla anche di sicurezza sul lavoro. Ma questi sono dettagli. Oggi è il giorno dello sconcerto e del dolore per questa vita che se ne va. Tra l'altro Josif Vasile si era trasferito da pochi anni in una casa poco distante, qui a poche decine di metri, che siamo sull'incrocio di Saletto. Aveva due figli minorenni, una figlia maggiore, un figlio minore, insomma una vita che stava procedendo nel migliore dei modi, e ce lo hanno raccontato tutti. Io ti faccio sentire in particolare, poi andiamo dal sindaco, la testimonianza di un amico caro di Vasile, che è anche il carrozziere qui del paese, Denis D'Avanzo. Questo è il ritratto che fa di Josif Denis. Sentite la notizia. Niente, ieri sera abbiamo ricevuto questa notizia che un ragazzo è stato preso sotto in autostrada e dopo hanno detto di Saletto di Piave. Tanti amici mi hanno chiamato perché con l'attività che ho mi hanno detto lo conosci, subito ho detto non mi dice niente questo ragazzo di Saletto. E dopo purtroppo stamattina è vicino di casa, è un amico. È una notizia brutta, perché quando ce l'hai vicino a casa è un ragazzo giovane, famiglia. Noi tutti i giorni che lo vedi, specialmente sabato e domenica, quando ci vediamo che lui fa le grigliate qua, c'è una notizia bruttissima.
non so neanche io come definire una cosa del genere. Purtroppo ha trovato un destino veramente bruttissimo. È morto per uno slancio di generosità, perché lui si è fermato a prestare soccorso. Sì, questo dimostra la volontà di un ragazzo. Cosa voleva dire? Ho sentito le parole perché non ero là, non posso giudicare, non posso dire niente, però ho sentito la dinamica dell'incidente, ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Figli, un ragazzo giovane, e cosa si può dire su queste cose? Non si può dire niente. Purtroppo ha trovato un destino brutto e una situazione brutta e cioè, dirgli coraggio alla famiglia è l'unica cosa che puoi dire, però dirlo è una cosa, farlo è difficile. È difficile. Era generoso, era anche un gran lavoratore, no? Ci teneva alla sua casa, la stava mettendo a posto. Sì, io ora l'ho qua davanti i giorni, vedo tutti i gazebi che faceva, le grigliate che faceva, abbiamo scambiato più di qualche volta qualche parola assieme. Un ragazzo semplice, umile, non posso giudicarlo al 100%, non lo conoscevo, però lo vedi, un ragazzo che comincia a alzarsi la mattina, va a lavorare, viene a casa con la famiglia, si dedica alla famiglia, cosa si può dire di un ragazzo? Niente, un ragazzo modello, un ragazzo che dispiace che è mancato in una cosa del genere perché purtroppo lui non c'è e la famiglia è qua e come me che lo conosco si soffre già io da amico soffri per una roba della perdita, poi il pensiero è la famiglia è quello che ti... cosa può vivere una mamma, dei bambini, una cosa drastica, insomma c'ho anche io la famiglia, c'ho anche io tutto, però penso una mattina che può mancare mia moglie, mancare io, cosa può succedere? Cioè, strati, le robe... va tutto secondo poi per lavoro, stava lavorando sto ragazzo. Adesso starete vicini, cercherete di stare vicini a questa famiglia, la moglie e i bambini. Non so neanche come comportarmi, guarda, ho ancora da trovarli, andrò a trovarli oggi in giornata perché sono qua che li vedo e cosa posso dire? Mi aggiungo al suo dolore perché è un amico che lo conoscevo e il dolore è grande, penso che il tempo porterà un attimo ad attenuarsi questa cosa, però sarà una cosa indelebile, insomma una cosa... Torneremo a Breda di Piave con Cristian Arboit, il sindaco del paese, e c'è ancora sgomento a Fellette di Romano Dezzelino per la morte di un alpinista molto esperto, Roberto Di Segna, 57 anni, che è morto sul Gran Paradiso. Abitava qui Roberto Di Segna, 57enne alpinista esperto in questa zona residenziale di Fellette di Romano Dezzelino. I vicini di casa lo ricordano tutti quanti come una persona buona e generosa. È una brava persona. Basta, un gran lavoratore, basta. Mi veniva anche delle volte a darmi una mano qua, tra vicini di casa, buoni amici, ecco. Di carattere com'era? Buono, bene in garage. No, era una brava persona. Lui era buono, tranquillo, bravo, casalingo, sì, molto educato, sì. Come ha saputo la notizia lei ieri? Ma ero qua ieri ed è mio qua suo fratello a dirmi: guarda, devo dirti una cosa anche a te. Che ha detto: cosa è successo? Se casca Roberto, ma cascato dalle scale? No, incorlata, non so dove chi era, perché non so. E dove qua? No, andai in Val d'Aosta, ecco, basta. Dopo il riconoscimento da parte dei parenti più stretti si attende il nulla osta per la sepoltura. Sotto shock anche il sindaco, nipote della vittima. Evidentemente il momento è triste ed è la tragedia che si è consumata. Trova me impreparato, trova tutta la famiglia impreparata. La morte è stata provocata dall'impatto dopo un volo nel vuoto di 300 metri. La causa della caduta potrebbe essere la rottura di una fettuccia usata per la discesa in corda doppia.
La montagna era nel destino di Dissegna, dal Monte Grappa al Paradiso. Per parafrasare la sua vita, lavorava per poter andare in montagna e godersi la montagna in libertà, e libertà è uno di quei termini che è ricorso spesso in queste ore in cui lo abbiamo ricordato a casa con amici, parenti, chi è venuto a trovarci. Nella famiglia e nella comunità ora resta il dolore e il vuoto di un'assenza. Sicuramente la prima cosa da fare è ringraziare tutti quelli che in queste ore sono stati vicini alla famiglia e ai fratelli di Roberto, compreso mia mamma, perché c'è stato grandissimo affetto e nel ricordo di Roberto, che era una persona umile, generosa e buona. Torniamo adesso in diretta a Breda di Piave da Christian Arboit. C'è anche l'operatore Renato Capoia per la morte dell'operaio eroe che ha salvato una famiglia in panne sulla 27 ed ha perso la vita, travolto da un grosso mezzo. A te vedo il sindaco Cristiano Mosole, a te Cristian. Sì, direttore, stavamo parlando appunto di questo operaio eroe, tu stesso lo hai definito così, sindaco Mosole, è stato veramente un eroe. Assolutamente sì, l'atto che ha compiuto è a tutti gli effetti un gesto eroico, perché poteva proseguire il suo percorso, poteva iniziare il suo turno di lavoro, invece ha visto la famiglia in difficoltà, ha scelto di fermarsi e con questa scelta ci ha rimesso la vita, quindi un eroe, c'è poco da dire. Ecco, tra l'altro prima avete sentito la testimonianza del carrozziere amico vicino di casa, Eric D'Avanzo, ha detto per salvare una famiglia ha distrutto la sua. La casa di Vasile è qui poco distante, lascia la moglie, Laura e 2 figli, anche qui una famiglia veramente distrutta. Famiglia distrutta, una tragedia che coinvolge tutta la comunità di Saletto, perché erano molto conosciuti, è difficile da accettare, per carità la morte accade, ma così è inspiegabile, ripeto, inaccettabile, proprio per il modo in cui si è configurata, cioè si è messo a disposizione e nonostante questo ci ha rimesso tutto. Ecco, tra l'altro parliamo della ditta De Zottis, oggi chiusa per lutto, ditta che 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, era luglio del 2014, pianse la scomparsa di 2 operai travolti sul passante di Mestre, sempre da un mezzo pesante. Uno di questi operai tra l'altro abitava qui vicino. Sì, per la dinamica la tragedia riprende esattamente quanto accaduto 10 anni fa, in quel caso i 2 operai stavano lavorando, questa è l'unica differenza, ma che chiaramente non fa perdere peso alla tragedia. Uno dei 2 era qui residente a Saletto, al tempo aveva 28 anni se non ricordo male, quindi ancora più giovane, però ripeto, una tragedia quella, e purtroppo a distanza di 10 anni torniamo a piangere e si riapre una ferita per la De Zottis SPA, alla quale naturalmente va tutto il nostro cordoglio e vicinanza. E senta, sindaco, lei incontrerà la famiglia, immagino, nelle prossime ore? Appena possibile. Oggi è la giornata probabilmente più complicata ed è giusto che loro seguano quello che devono fare, anche gli espletamenti burocratici. Appena possibile sicuramente li incontreremo. Ecco, a quanto pare i familiari tra l'altro sono a Vittorio Veneto proprio in queste ore. Credo di sì, dovrebbero essere lì perché chiaramente appunto ci sono tutte le documentazioni da predisporre, quindi oggi è giusto anche che seguano questo e che provino nel limite del possibile a stare tranquilli. Ecco, e quindi c'è questo lato, chiaramente il lato umano, e poi c'è il lato giudiziario, legale, l'inchiesta chiaramente in corso, l'ipotesi principale è quella di omicidio stradale, ma qui concorrono, come dicevamo nel precedente collegamento, più fattori. Grazie Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave. E per il momento da Saletto con Renato Capoia, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian. Andiamo avanti con la cronaca nera. Abbiamo dato notizia ieri di un energumeno che armato di coltello ha seminato il panico a Schio in centro di notte. Era ovviamente era ubriaco, completamente ubriaco, e a Vicenza invece un altro ubriaco, uno straniero, ha devastato il bar, il cui titolare gli aveva rifiutato di versargli da bere. Sentiamo Simone Squarcina con Daniele Garbin da Vicenza, è successo nella zona stadio, sentiamo.
Siamo all'interno del bar tabaccheria Sofì in zona stadio, via Gian Giorgio Trissimo. Questo è il posto che è stato danneggiato l'altra sera da un ubriaco, uno straniero ubriaco che ha reagito in modo violento al titolare del bar in questo momento perché si era rifiutato di fornirgli ancora dell'alcol. Ecco, è stato così, infatti la vediamo, no? Provato. Sì, praticamente gli è stato detto che eravamo in chiusura e non potevamo servire più perché già erano le 9:30 e dovevamo chiudere. Anche perché era il compleanno di mia moglie, perciò dovevamo rientrare a casa e dovevamo festeggiare e invece abbiamo avuto questa disavventura. La vediamo anche provato in viso, ci sono dei segni, lei ha reagito, come è andata perché non c'è stato, no? Che cosa vi ha danneggiato? Lei come è stata la colluttazione? Sì, abbiamo avuto una colluttazione, pur di cacciarlo via lui ha cominciato a sbattere sedie, a buttare sedie per terra e l'abbiamo dovuto cacciare fuori. Pur cacciandolo fuori ci siamo un po' imbattugliati ed è successo quel che è successo. Noi per la cronaca diciamo anche che l'uomo è stato poi immobilizzato, hanno aspettato la polizia, è stato portato in questura, fotosegnalato, però la mattina dov'era? La mattina si è presentato in tabaccheria che voleva le sigarette e io non gliel'ho dati, gli ho detto sei pregato di uscire immediatamente se no chiamo la polizia di nuovo. Quindi questo è un po' la cosa inquietante, persone che pur avendo sulle spalle questi precedenti ancora, lei ha paura in questo momento? Ma paura non ne ho, grazie di Dio, perché fino adesso ancora ci possiamo difendere, però far girare queste persone e portarsele in caserma e liberarlo dopo un'oretta non mi piace tanto. Ieri la questura mi ha chiamato dicendomi se io andavo a fare la denuncia e un referto medico, gli ho detto guarda, perdere un giorno in pronto soccorso, un altro giorno in questura per fare la denuncia e vederlo fuori dopo una mezz'oretta non mi piace così tanto, perciò non perdo questo tempo, preferisco stare qua e avere pazienza. Ecco. Per questo ci raggiunge in questo momento il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Jacopo Maltauro, grazie per averci raggiunto, soprattutto perché sottolineiamo un fatto, questa è una zona e si ripetono troppo spesso. Ma è una zona che conosco bene, è un'attività che conosco bene e francamente mi dispiace sentire che ci sono commercianti che devono affrontare situazioni di questo tipo. Ormai a Vicenza, nella nostra città, quella che dovrebbe essere un'eccezione si sta trasformando in una regola e quotidianamente ci sono commercianti, gente che lavora, famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in cui ci sono furti, aggressioni, episodi di violenza. Affronteremo un periodo estivo anche intenso con alcune manifestazioni e opere importanti, sulla sicurezza serve maggiore capacità. Servono anche maggiori uomini, sappiamo anche la polemica, la questura che aveva avuto un deficit, servono più pattuglie? Assolutamente sì, gli organi di polizia sono fondamentali, anzitutto la sicurezza si combatte con la coercizione e la prevenzione. A far questo sono gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e i Carabinieri. Serve sempre più sostegno da questo punto di vista. Arriviamo da 10 anni in cui i governi di centrosinistra hanno tagliato tutto il possibile. Assistiamo oggi a un'amministrazione comunale che ha una visione di polizia locale non così, aperta e intensa. Dal mio punto di vista serve essere molto più vicini a commercianti e famiglie vicentine che quotidianamente soffrono questi episodi. Restiamo a Vicenza perché proprio sulla droga c'è stato un blitz delle Fiamme Gialle e della polizia locale, sequestrata cocaina, eroina, crack e marijuana in un appartamento della città con 2 arresti e una denuncia. Blitz antidroga. Le Fiamme Gialle entrano in azione nel cuore di Vicenza. Dopo aver mappato la città e approfondito alcune segnalazioni dei residenti, gli uomini della Guardia di Finanza con la polizia locale effettuano un controllo in un appartamento di San Pio X con le unità cinofile. La perquisizione permette di trovare e sequestrare 19,6 grammi di cocaina, 11,85 grammi di eroina, 5,94 grammi di crack e 0,86 di marijuana, droga già suddivisa in quasi un centinaio di dosi pronte per essere spacciate a Vicenza. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato 1.270 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e molto materiale per il confezionamento. Per questo Fiamme Gialle e Polizia Locale hanno arrestato in flagranza di reato 2 nigeriani e denunciato a piede libero un terzo uomo, tutti già aggravati da numerosi precedenti.
Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. A Padova sono 45 i minori fermati dalla polizia per spaccio di droga, con un forte aumento, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Arrestato per spaccio di droga un 17enne tunisino in via Ceroni, in zona Ponte di Brenta, a Padova. È il 45esimo minore da inizio anno fermato per reati collegati alla droga, un dato che preoccupa la questura, che ha visto raddoppiati i fermi rispetto all'anno scorso. A destare maggior preoccupazione, ha sottolineato il questore di Padova Marco Dorisio, il dato legato non solo all'aumento del numero di ragazzini coinvolti, ma soprattutto il numero di infraquattordicenni, ben 13, con soli 2 nell'analogo periodo dell'anno precedente. Il 17enne fermato ieri era arrivato sulle coste italiane ad inizio d'anno ed era stato collocato in un centro per i minori di Trapani, da cui era fuggito. Gli agenti della polizia padovana l'avevano già fermato a maggio nel comune di Selvazzano Dentro, sorprendendolo con alcune dosi di droga, e l'avevano affidato ad una comunità per minori da dove era scappato. Ieri pomeriggio è stato notato in un'area verde di Ponte di Brenta mentre stava per scambiare una dose con un cliente. Fermato, ha provato a disfarsi di alcune dosi di droga. I poliziotti gli hanno trovato in tasca anche 340 euro in contanti. Il giovane è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Treviso. Intanto il servizio di Francesco Rattè si è conclusa l'operazione delle Fiamme Gialle del comando di Belluno, che su ordine della Procura della Repubblica hanno sequestrato a un evasore fiscale beni per oltre 115.000 euro. Crea un fondo patrimoniale che intesta alla moglie e simula importanti donazioni a favore del figlio, il tutto per non pagare le tasse. Pensava di farla franca il 58enne di origini calabresi, residente a Vodo di Cadore, finito nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale di Belluno, che su disposizione della Procura Generale della Repubblica hanno confiscato all'uomo beni immobili per un valore di oltre 115.000 euro. La persona a quale noi abbiamo confiscato i beni cercava di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, distraendo somme che invece erano devolute allo Stato. La condanna definitiva è arrivata dalla Corte d'Appello di Venezia dopo che l'uomo, imprenditore del settore delle costruzioni immobiliari e risultato fortemente indebitato con l'erario, ha posto in essere una serie di atti negoziali di natura fraudolenta per scaricarsi del proprio patrimonio e sottrarsi così al pagamento delle imposte dovute. È scattata dunque la confisca permanente delle quote di proprietà di 2 immobili, uno nel Casentinese e uno in provincia di Belluno, oltre a 5 ulteriori terreni, tutti situati nel bellunese, che tornano a disposizione della comunità. Non è un sequestro, ma è una confisca definitiva, quindi parte degli immobili e i terreni vengono devoluti allo Stato. L'operazione concertata tra Procura e Guardia di Finanza si inserisce nel quadro più ampio della lotta all'illegalità e alla cosiddetta criminalità da profitto, per intervenire su quanti più patrimoni accumulati illecitamente. Questo è il nostro compito, questo è il nostro obiettivo: tutelare la concorrenza, tutelare appunto i contribuenti onesti che contribuiscono fattivamente, insomma, alle spese dello Stato. E oggi la prova di italiano per gli studenti della maturità, vediamo l'Arena di Verona, al via tra ansie, speranze e santini, scaricati da TikTok, ecco le tracce della prova di italiano. Vediamo come sono andate le cose a Padova. Vocabolario di italiano in mano, come stai prima di iniziare la prova? Allora io in realtà molto bene, perché non vedo l'ora di fare questo esame e speriamo bene. Italiano in teoria dovrebbe essere il mio forte, puntiamo tutto su italiano perché economia aziendale è un po' un problema. È una gittata calma quella che si respira davanti al portone d'ingresso dell'Istituto Calvi. Gli studenti sono pronti, divisi in capannelli, alcuni hanno il vocabolario di italiano, molti non più. Tra riti propiziatori e ultimi consigli si preparano ad entrare i maturandi 2024 che stanno per cimentarsi con la prima prova, lo scritto di italiano, che dà il via all'esame. La nottata l'abbiamo passata comunque senza troppa ansia, quindi
Sì, sono abbastanza tranquillo. Preoccupa di più la prova di italiano o quella domani di economia aziendale? Diciamo economia sarebbe un bel tassello da togliere, italiano penso sia più fattibile. Alle 8:41, con l'arrivo dei codici dal Ministero, ecco svelate le tracce. Ungaretti e Pirandello, l'elogio dell'imperfezione, la storia d'Europa, l'uso dell'atomica e la comunicazione digitale. In pochi ci avevano preso. Che traccia sceglierai? Sono indeciso tra la tipologia B o la tipologia C, dipende quale sarà l'argomento di attualità, che secondo me è o intelligenza artificiale o anche femminicidi, visto che questo inverno ce ne sono stati tanti e brutti nella nostra regione. Spero vivamente che si dia valore per esempio al film della Cortellesi, perché vale, insomma, Davide di Donatello non è un premio scontato, e magari Matteotti penso perché è ricollegato magari alle dittature, al fascismo. Archiviato il tema di italiano, domani è un altro giorno, ripasso matto e disperatissimo nel pomeriggio, tocca ad economia aziendale. È fattibilissima, più della prima, quindi seconda prova tranquillo. L'anno prossimo che cosa farai a settembre? Sicuramente continuerò ad allenarmi, l'università, sicuramente andrò all'università, non so ancora quale, però bisogna ancora decidere. Penso lavoro perché l'università non saprei, non avevo le idee chiare, quindi ho deciso di intraprendere questa strada col lavoro. Pausa per poi riprendere? Sì, penso di sì. Prima trovare una stabilità e poi ricominciare con lo studio. Economia aziendale, bilancio dati a scelta è qualcosa di importante, ma si affronterà col sorriso e con la voglia di studiare e di mettersi in gioco, e quindi nulla è impossibile. E l'orale? L'orale, la parlantina non mi manca, e quindi a testa alta ci andremo. L'anno prossimo che cosa farai? Qua chiamo in aiuto Montale con il suo regime del non. So cosa non voglio fare, ma non so cosa voglio fare. Adesso andiamo nel veneziano, a Malcontenta, da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, perché è in corso una protesta dei cittadini contro il mancato trasferimento della San Marco Petroli. A te Ilaria. Eccoci qui direttore, nel frattempo ci siamo spostati da Mestre, siamo venuti qui a Malcontenta, come vedete alcuni membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente sono qui, stanno aspettando che arrivino anche gli altri, perché ovviamente noi siamo in diretta ma gli altri arriveranno mano a mano, e iniziamo subito con il vicepresidente del Comitato, il signor Dario Giglio. Allora, innanzitutto è da tantissimo tempo che noi ci vediamo e parliamo della questione, ma soprattutto che voi protestate perché dovevano essere trasferiti questi contenitori, e ad oggi ancora non è successo niente, e l'inquinamento voi dite c'è e noi ne risentiamo. Allora, attualmente la situazione qual è? Voi avete deciso di presentare un ricorso. Abbiamo preso posizione perché siamo stanchi di essere presi in giro e che gli enti, soprattutto il comune, non ci rispettano gli accordi fatti, e nonostante questo si dimenticano questi accordi e ci portano impianti inquinanti, che dopo parlerà il nostro Presidente. Noi abbiamo fatto ricorso alle deliberazioni del Comune di Venezia, che praticamente adottano la variazione 86 del piano di interventi. Di cosa si parla? Che praticamente questi serbatoi, l'oggetto del contendere è la San Marco Petroli che vedete qua di dietro, sono 28 serbatoi di combustibili, di 1.300.000 litri di combustibili altamente infiammabili, una minaccia per il paese, per il pericolo. Nonostante questo rimane al suo posto, quando l'accordo di programma del vallone di Moranzani prevedeva il suo trasferimento a 1 chilometro di distanza da qua, in area 23 ettari nel canale sud. Con questa accordo che non è stato rispettato. Noi contestiamo questo. Quindi questa variazione cosa fa? Praticamente la San Marco Petroli rimane al suo posto. Passa da una competenza comunale, da standard produttivo, a una competenza portuale, a una zona praticamente portuale di completamento industriale, che rimane al suo posto, dove praticamente rimane tutto il suo pericolo, la minaccia, e non c'è nessun beneficio per i cittadini, non c'è nessuna compensazione per i cittadini, ma quello che veramente
che è da condannare, che non si parla di prospettive di trasferimento, cioè la San Marco Petroli rimane dove? E questo vuol dire condannare un territorio che aveva tante aspettative su questo accordo e quindi è stato stracciato di brutto. Capito, grazie signor Giglio. Ci spostiamo in velocità per altre due battute invece con il presidente del comitato Enrico Pellegrini. Beh, in aggiunta a ciò che è stato appena detto, viene a dire che è un territorio che continuamente grida vendetta non solo su questa delibera che è stata, come dire, anche accelerata negli ultimi mesi, è una delibera che noi, come diceva, abbiamo impugnato con ragione di causa, nel senso che ci sono non solo dei vizi procedurali, ma è presente anche una serie di questioni tecniche, proprio tecniche, che non abbiamo accettato. C'è da dire un'altra cosa, questo è un territorio altamente contaminato, gravano su questo ambiente soprattutto altri tipi di investimenti che fanno riferimento non solo agli inceneritori di Veritas, ma a quel mega mostro che Eni sta cercando di installare a poca distanza da qui. Contro quel mega mostro, mi viene da dire, migliaia di persone hanno sfilato il 1° giugno a Mestre dicendo un chiaro no a tutela della propria salute, a tutela del proprio futuro, con una prospettiva che deve essere completamente diversa da quella che ci vogliono propinare le nostre istituzioni. E su questo va detto un'ultimissima cosa: il silenzio di questi soggetti è eloquente. Hanno disdettato anche una commissione qui a Malcontenta organizzata per lunedì prossimo sul tema del benzene, altra questione rilevante su cui ci stiamo spendendo, e c'è da dire che non solo questo, ma su tanti altri temi sarebbe da aprire un libro qua a Malcontenta. Aspettiamo il sindaco, aspettiamo gli enti competenti, aspettiamo la regione che indicano e organizzino un'assemblea pubblica nel quale ci vengano a spiegare i perché di tante questioni che sono ancora calde. Ecco, avete sentito, direttore, l'appello è chiaro, servono delle risposte da Comune, Regione e gli enti competenti. Tra l'altro dell'inceneritore abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, spesso i comitati collaborano e lavorano insieme, nella protesta del 1° giugno erano tutti insieme, quindi questo è l'appello a gran voce che il comitato tutela salute e ambiente rinnova un'altra volta. Io qui da Malcontenta restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiore e Simone Merlo, e andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con la giornata storica per l'autonomia differenziata che è diventata legge dopo il voto favorevole della Camera dei Deputati questa mattina all'alba, dopo una lunga maratona, 172 sì, 99 contrari e un astenuto. State con noi, a tra poco. L'autonomia differenziata è legge, la Camera dei Deputati ha votato a notte inoltrata, anzi praticamente all'alba. Conferenza stampa questa mattina del Presidente Luca Zaia da Roma, sentiamo cosa ha detto subito dopo ai giornalisti. Beh, sicuramente che è una visione di modernità, un'uscita da un medioevo che è il centralismo che ci dona oggi purtroppo un'Italia a 2 velocità, e la lotta alle diseguaglianze. Questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega. Quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. E per i cittadini veneti quali saranno i vantaggi? Ma direi che non... Scusate però, ma chi è che parla? Direi che non si può parlare di un vantaggio per i cittadini veneti, parlerei di un vantaggio di tutti i cittadini delle regioni italiane dove ci sarà l'autonomia, che è quello di avere ridotte le catene decisionali, puntare sull'efficienza e sulla responsabilità, ovvero avere meno ufficio, complicazioni e affari semplici. Ha parlato di opportunità per il Sud, allora un invito anche ad Emiliano e a De Luca, insomma, tra virgolette contrari. Ma guarda, De Luca mi risulta che nel 2019 ha fatto anche una delibera per chiedere l'autonomia, però al di là di questo l'autonomia è prevista in Costituzione, si chiama differenziata perché ognuno può chiedere il suo abito su misura, e come dicono i costituzionalisti, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato, il che non vuol dire che è secessione, vuol dire che deleghe delle competenze che poi portano responsabilità nella gestione. Un esempio per tutti ce l'avete, quello della sanità. Le regioni di fatto sono delegate a gestire la sanità, c'è chi la gestisce bene e chi la gestisce male. Chiederete di aprire subito le trattative per quelle materie che non aspettano i LEP? Beh, intanto siamo in ossequioso rispetto della funzione del Capo dello Stato, il quale dovrà promulgare la legge entro 30 giorni, dopodiché ci saranno i 15 giorni massimi per la pubblicazione.
Dal momento in cui sarà legge in Gazzetta Ufficiale noi potremo chiedere formalmente al governo di riavviare le trattative. Le trattative avranno due fasi, una sulle prime 9 materie che non sono soggette ai LEP e poi un'altra sulle 14 materie quando ci saranno i LEP, quindi i livelli essenziali delle prestazioni. Senta, sui fondi PNRR voi siete critici nei confronti? Questo era il Presidente Zaia questa mattina circondato dai giornalisti. Rivediamo la proclamazione della legge da parte del Presidente della Camera Fontana. La votazione nominale finale mediante procedimento elettronico del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1665. Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. La votazione è aperta. Sono le 7:40 quando, dopo una seduta a fiume durata tutta la notte, il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana apre la votazione. Poco più di un minuto. Ecco il risultato. La votazione è chiusa. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99. La Camera approva. 179 sì, 99 no, un astenuto. L'autonomia differenziata, dopo via libera del Senato e legge dello Stato. Si apre adesso la partita dei LEP, ma il 19 giugno 2024 è una giornata che resterà impressa nei libri di storia. 2432 giorni dal 22 ottobre del 2017, da stasera toglieremo il counter perché l'autonomia elegge quasi 7 anni per rispettare la volontà di 2.400.000 veneti che andarono a votare. Dove eravamo finiti? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa hanno fatto i parlamentari veneti in questi 7 anni? Poco o nulla. Adesso tutti sono autonomisti, tutti parlano di autonomia. Si sale sul carro del vincitore perché la tecnica nel nostro paese è questa. Si assiste nelle retrovie alla battaglia, si sta in trincea belli protetti, si manda avanti quello che poi magari ci rimette la vita o quelli che ci rimettono la vita e poi quando la vittoria è vicina allora si esce fuori e si festeggia. Questo è il nostro paese purtroppo, quindi una giornata di festa ma anche di grande tristezza. Sentiamo cosa ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Giornate storiche per questa nazione. Al Senato il primo passaggio sul premierato che ridarà voce al popolo e contro gli inciuci di palazzo e invece alla Camera l'approvazione definitiva dell'autonomia grazie al governo Meloni. La fiducia dei veneti è stata ben riposta, lo dicevamo da tempo, solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Ed è giusto parlare anche del premierato perché c'è stato il primo sì del Senato, il Presidente del Consiglio eletto dal popolo e quindi un'altra riforma Casellati si chiama perché il Ministro delle Riforme è la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vediamo cosa è successo a Thiene, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, nella giornata della festa musulmana, la preghiera musulmana, le donne durante la preghiera sono state allontanate e sono state nascoste da un recinto, quindi è scoppiata la polemica. Vediamo il servizio. Non accenna a placarsi la polemica politica scoppiata per il rito islamico celebrato domenica nel parco comunale di Thiene dall'associazione Bangladesh per la pace, dove le donne musulmane sono state separate dagli uomini in un recinto di teli durante la preghiera. Una forma di segregazione femminile sottolineata e rifiutata in un post dal deputato vicentino della Lega Eric Pretto, a cui si sono uniti altri consiglieri e parlamentari di maggioranza. Una posizione invece a cui si sono contrapposti altri politici, primi fra tutti il sindaco di Thiene. La Costituzione ci ricorda che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge e la libertà religiosa è uno dei fondamenti della
convivenza. In questo momento storico fomentare odio razziale per meri scopi propagandistici è estremamente pericoloso e miope. Un'accusa pesantissima all'odio razziale che sarebbe stato fomentato nel post incriminato a cui il diretto interessato si è opposto in una nota pubblicata nel pomeriggio. Il parlamentare vicentino si dice sorpreso per la reazione scomposta del sindaco, ribadendo il diritto di esternare il proprio disappunto, sottolineando il tono pacato e non discriminatorio con cui era stato scritto, che non mirava a mettere in discussione la libertà religiosa costituzionalmente garantita. Condannare qualsiasi tipo di discriminazione che avviene nel nostro territorio, nel nostro Stato. Lo dobbiamo condannare, ma non perché loro hanno una religione diversa, perché è giusto condannare qualsiasi tipo di discriminazione, soprattutto le discriminazioni che riguardano le donne. Una riflessione che noi dobbiamo fare per riuscire effettivamente ad arrivare all'integrazione fra culture diverse. Sconcertati gli organizzatori della festa religiosa che doveva unire le comunità per la pace, sottolineano il rispetto delle leggi italiane, chiedendo a loro volta rispetto per le proprie tradizioni. Noi abbiamo praticato la nostra religione con la consapevolezza, pieno di rispetto, onore e con il protezione, abbiamo pregato con le nostre donne. Non ha niente a che fare con la violenza, discriminazione, anzi noi facciamo parte di sostenere il sportello donna. Prendiamo sempre come legge degli italiani, rispetto a tutte le leggi dei comuni, rispetto al regolamento di legge di italiano. Subito dopo la preghiera le donne e uomini tutti abbiamo riuniti a condividere le dolci, condividere la gioia di festa, abbiamo stato insieme per più di un paio di ore. Quindi non lo so chi è stato, i leghisti, non hanno fotografato quello, non hanno visto, hanno sottovalutato anche quello. Hanno sottovalutato anche quello e vediamo cosa hanno detto i cittadini che siamo andati a sentire. La polemica è sulla discriminazione uomo-donna, ma poi c'è tutto un problema dell'inserimento degli extracomunitari nella zona. Il problema grosso è l'incontro di due mentalità, di due mondi. Lei ha voluto rispondere pubblicamente a Eric Pretto, che cosa gli ha voluto far sapere? Volevo dire al signor Eric Pretto che prima di parlarne deve informarsi bene sul fatto che questa non è una discriminazione, questa piuttosto è per rispetto verso le donne, per la privacy delle donne, che chiede l'Islam di una separazione durante la preghiera. Momenti come questi dove ci sono guerre in atto, dove c'è gente che muore e altro, e discriminazioni verso donne, verso razze, non è giusto, non è bello. Quindi il più è inglobare, più che dividere. Si sente in qualche modo schiacciata, ecco, non rispettata? No. Uomo, rispettare sempre donne, prima è rispettare la mia religione, sì. Io no, la mia opinione non accetterebbe questo fatto, ma la loro sì, quindi io rispetto il loro modo di vivere la religione. Se io ragiono da donna occidentale ovviamente non accetterei questo, ma penso che loro stesse lo accettino perché fa parte della loro cultura, della loro religione, cosa che invece noi non potremo mai accettare. E quindi è giusto che venga attuata anche in questi modi in Italia? Con i nostri, ecco. Ma secondo me da donna e per una donna assolutamente no, assolutamente no. Quindi per lei chiederebbe che si adeguassero anche durante i riti religiosi? Chiederei sì che si adeguassero, ma non credo che questo venga accettato perché fa parte della loro cultura, della loro religione, sono tradizioni molto difficili da eradicare. Penso che non sia giusto qui in Italia portare avanti queste manifestazioni che sono contro la nostra cultura, contro anche il nostro modo di vivere conquistato in tanti anni. Per cui ecco, e poi sembra tanto brutto proprio a prescindere delle donne messe in un recinto e lasciate separate dagli uomini, non la trovo una cosa bella. Servizio di Daniele Garbin, intanto vediamo cosa ha detto ieri sera a Focus uno degli ospiti proprio su questo, l'imprenditore Leonardo Padrin.
Non confondiamo aspetti culturali con aspetti sostanziali. La vera preoccupazione, noi potremmo discutere molto sul ruolo delle donne nel mondo islamico, però io faccio un ragionamento molto più concreto. La prevenzione sanitaria è negata molto spesso nel mondo islamico a seguito di una cultura che sostanzialmente impedisce l'accesso alle donne a quelle forme di prevenzione che invece sono diffuse e che possono salvare la vita, specialmente su alcune patologie che sono tipiche delle donne. E questo è un aspetto sostanziale. Io ho una battaglia più che sul fatto che si siano riuniti in modo difforme maschi e femmine, che secondo me è rispettabilissimo se c'è quella cultura. Io invece sarei molto più preoccupato e vedrei proprio una battaglia civile, culturale e soprattutto sanitaria rispetto al fatto che delle signore muoiono di cancro perché non hanno attuato una prevenzione adeguata, perché la loro comunità le vedrebbe come delle donne diverse da come si dovrebbe comportare una donna islamica. E questo era Leonardo Padrini, ieri sera Focus. Andiamo in pubblicità con Italo Morao e Francesco Ceroni in regia. State con noi. Riprendiamo con Treviso. Noi su questo TG regionale ovviamente saltiamo da una provincia all'altra, da una città all'altra, e a Treviso c'è ancora una grossa polemica sul Park Vittoria, un progetto da oltre 400 posti auto in centro storico che ha subito una nuova battuta d'arresto e polemica tra maggioranza e opposizione. Noi siamo a disposizione per fare qualsiasi tipo e presentare qualsiasi tipo di materiale documentale necessario, però dobbiamo anche mettere dei paletti chiari, cioè insomma dobbiamo sapere cosa serve, in che termini, soprattutto dobbiamo capire quando possiamo partire con l'opera. Non sa da fare il Park Vittoria, almeno per il momento. All'origine dello slittamento del cronoprogramma l'assenza ad oggi di un piano economico aggiornato. Il sindaco Mario Conte lo ammette, non senza scoramento, al di là dell'accordo tra Comune e Parcheggi Italia con la convenzione ratificata già a febbraio, il nodo resta quello dello spostamento del monumento ai caduti. L'una, la sovrintendenza, sarebbe in attesa di nuovi documenti, l'altra, il Comune, attende solo il via libera. Ho chiesto appuntamento urgente alla sovrintendenza per sapere come e in che modalità e in che tempi possiamo procedere con la realizzazione del parcheggio. L'ennesimo ritardo cui plaude in contemporanea all'opposizione, da sempre contraria al progetto, contro il quale era stata promossa anche una raccolta firme da parte di residenti e commercianti. L'ennesimo stop per Marco Zabai, consigliere del Partito Democratico, a sottolineare che si tratta di un progetto in fondo sbagliato. Ancora una volta si conferma quello che noi dicevamo da tempo, ovvero che Park Vittoria è un progetto assolutamente sbagliato, che non serve, non risolverà i problemi che riguardano il centro storico, che avrà un impatto devastante sul sottosuolo del nostro centro storico, della nostra città, che ha un sistema delicatissimo idrogeologico, e che soprattutto non sarà reversibile. Una querela infinita per l'opposizione, che pone in dubbio anche l'intenzione dell'amministrazione di andare avanti con il progetto. Sotto sotto forse rivela che anche la nostra giunta non è così convinta e che vuole trovare delle formule per chiamarsi fuori. Adesso, invece che affidarsi alla sovrintendenza come se fosse la provvidenza, dovevano prendersi la responsabilità, quando governavano nel 2008, di non firmare quel contratto, quando governano oggi di non proseguire con quella scelta scellerata. Torniamo nel Padovano, perché ci sono ladri di rame in azione tra le tombe e succede al cimitero di Pieve di Curtarolo. Sono stati i familiari delle persone sepolte nel cimitero di Pieve di Curtarolo a fare la triste scoperta. Dalle tombe dei loro cari sono stati rubati infatti vasi di rame e borchie.
Complice il buio, i ladri sono entrati in azione durante la notte, saccheggiando gli oggetti in cui era presente il rame, materiale prezioso che da sempre fa gola ai ladri, che poi lo rivendono sul mercato nero. Sono stati poi gli stessi familiari a denunciare gli episodi ai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno aperto le indagini. Sono state rubate decine di vasi in rame, collocati vicino alle lapidi, e centinaia di borchie dello stesso materiale, inserite soprattutto nei loculi lungo le pareti del cimitero. Un danno sicuramente ingente, anche se è ovvio che sia il valore affettivo di questi oggetti a scatenare la rabbia delle vittime. Servizio di Federico Fusetti, i ladri scatenati, ma anche i lupi non sono da meno, continuano le predazioni sull'altopiano. 5 manze, una vacca, una capra accomunate da un unico destino, quello di essere sbranate dai lupi pochi giorni dopo l'inizio della stagione dell'alpeggio in altopiano. La situazione sta spaventando i gestori delle malghe del comprensorio, che vengono da esperienze terribili. Ne sanno qualcosa quelli di Malga Mazze Inferiori nell'area del Monte Corno, che per protesta qualche anno fa avevano anche organizzato il funerale pubblico di 2 vacche sbranate dai lupi. L'iniziativa, supportata da moltissimi residenti dell'altopiano e da altri agricoltori, aveva destato grande scalpore. Quest'anno, con queste premesse, c'è anche chi ha già deciso di tornarsene a casa e chi dice che sarà impossibile portare a termine la stagione dell'alpeggio. A Malga Campo Rossignolo, ad esempio, ci sono già stati 2 assalti, ma i lupi sono scappati. Negli anni precedenti, sempre nella stessa malga, sono stati predati 50 capi fra manze, vitelli, cavalli, pecore. I proprietari della vitella sbranata a Malga Fora Oro qualche giorno fa sbottano e dicono che non se ne può più, perché nonostante recinti elettrici e varie protezioni, i lupi colpiscono comunque. Sono loro ad aver trovato l'animale sbranato a ridosso della strada alla fine di una lunga scia di sangue che segnava la violenza della tragedia e degli ultimi istanti di vita dell'animale. I malgari hanno paura per il bestiame, ma anche per gli animali da compagnia e per i bambini. Le segnalazioni vengono rilanciate da Confagricoltura, la cui presidente provinciale Anna Trettenero parla chiaramente di necessità di contenimento della specie. Quel che è certo è che non è cambiato nulla rispetto agli ultimi anni e che l'altopiano dovrà affrontare un'altra stagione drammatica. Servizio di Ferdinando Garavello, è una situazione non drammatica ma di totale incertezza, riguarda il Nevegal. Sentiamo che cosa prospetta l'associazione Vivaio Dolomiti. Mancano garanzie certe del futuro del Nevegal, questa è la posizione. Poi non mettiamo in dubbio la bontà di questa società, che può essere anche la più buona del mondo, e la più brava e la più potente, però di fatto allo stato attuale non ci sono garanzie di continuità per quanto riguarda gli impianti sciistici del Nevegal e neanche gli impianti estivi. Un capitale sociale di 5.000 euro che per un consorzio equivale all'entità del rischio in caso di un potenziale fallimento. 5,9 milioni di euro di debiti, parzialmente compensati da 4,8 milioni in crediti esigibili, ma non meglio specificati. Nessuna garanzia di continuità se non a parole, però come si sa, scripta manent verba volant, e di parole ne sono state profuse fin troppe sul futuro del Nevegal, ora alla mercé delle intenzioni del consorzio bresciano Tolomeo, che secondo indiscrezioni sarebbe in procinto di firmare il contratto di acquisto degli impianti alla società Nevegal 2021 per un importo che, sempre secondo indiscrezioni, si aggirerebbe attorno ai 200.000 euro. I dati della visura camerale hanno fatto impallidire l'associazione Vivaio Dolomiti, che torna sulle eterne vicissitudini del Colle con un chiaro appello affinché siano fornite garanzie di continuità di gestione da parte dei bresciani. Con un capitale sociale di 5.000 euro gli permette di fare quello che vogliono. Una volta acquistati gli impianti li possono smantellare, vendere, regalare, possono fare quello che vogliono. Diventano proprietari assoluti di una questione che è privata sì di proprietà per le varie vicissitudini che si sono svolte nel tempo, ma ha una funzione prettamente pubblica per il territorio bellunese. Dal consorzio Tolomeo nessun contatto con gli operatori, né con la comunità e nemmeno con i dipendenti della Nevegal 2021 per offerte di lavoro, riferiscono da Vivaio Dolomiti, e con la stagione estiva da inaugurare non oltre il 15 luglio non è un buon segno. Se uno ha intenzione di andare avanti, almeno questi piccoli passaggi era un segnale assolutamente imprescindibile dal fatto di dare una volontà di continuità. Eppure il comune sul consorzio Tolomeo ci crede, e come, tanto che l'amministrazione avrebbe rigettato la proposta di acquisto da parte di un imprenditore bellunese. Ci sono imprenditori bellunesi che sono già proposti per l'acquisto, non si capisce perché i bresciani sì e i bellunesi no. Vivaio
Caio Dolomiti parla senza mezzi termini di schiaffo morale al bellunese, con la svendita dell'emblema dello sci nel capoluogo a fronte di tanti dubbi e poche garanzie. Con Nevegal 2021 decisa a scrollarsi di dosso il peso di un onere che non vuol più sostenere, e il comune, che pur essendo proprietario dei terreni, acconsente alle volontà del primo arrivato, riferisce l'associazione, che chiosa con un appello a enti pubblici e associazioni di categoria perché se il Nevegal non riaprisse quest'anno non lo farà mai più. Tutte le persone pubbliche che hanno a cuore il Nevegal, non hanno un interesse sul Nevegal, dovrebbero intervenire e portare delle soluzioni, ma almeno un dibattito e non una vendita così a quattro occhi tra due privati, che porterebbe a una condizione finanziaria e non sicuramente a un bene comune. Servizio di Stefano Bozzi della nostra redazione bellunese. Chiudiamo con uno dei titoli che riguardano l'autonomia. Tantissime, tutte le prime pagine se ne occupano. L'autonomia è legge, dice il Fatto Quotidiano. Il centrodestra alza le bandiere regionali in aula, le opposizioni lanciano un referendum, spaccano l'Italia. Crepe in Forza Italia, il governatore della Calabria Occhiuto dice un errore. Qui però c'è anche la bandiera regionale della Calabria, oltre ovviamente a quella del Veneto e delle altre regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata. È tutto per questa edizione di Focus TG con Francesco Ceroni e Italo Morao in regia. Ci vediamo stasera a Focus, ovviamente parleremo di questa giornata storica dell'autonomia che è diventata legge. Grazie e buona giornata.